1984-85. La scuola conta 472 alunni, una settantina di insegnanti e una dozzina fra personale ausiliario e di segreteria. In questa scuola di Fiume io sono preside in quel momento da 5 anni, ma vi avevo insegnato per 15 in precedenza, quindi con una continuità di presenza e di storia che credo abbia avuto la sua importanza. In quel momento tutta la scuola italiana è alle prese, anzi si trova proprio nella condizione di stato nascente di processi innovativi molto importanti. In particolare nella scuola fiumana si devono portare a compimento, portare in applicazione i nuovi programmi ministeriali che erano stati emanati nel 1977 e si deve dare attuazione pratica e comunicata pubblicamente ai decreti delegati, che erano organismi di partecipazione democratica del territorio con il servizio scolastico ed erano stati emanati nel 1974. Queste condizioni, diciamo, legislative creano per la scuola, offrono alla scuola un orizzonte molto nuovo di valori, di indicazioni metodologiche, di recupero o meglio di avvicinamento a nuovi contenuti culturali, di ricerca di strade pedagogiche, metodologiche, organizzative del tutto diverse. Nell'84 la scuola media di Fiume Veneto si segnalava come una delle scuole all'avanguardia, guidate dalla professoressa Leda Santarossa, in tutti i settori, e nello sport io ero il responsabile e cercavo di attuare tutte quelle che erano le novità portate dai decreti delegati. Sicuramente il clima era un clima di grande euforia, di grande lavoro, di grande collaborazione dentro un gruppo di insegnanti abili, giovani e soprattutto motivati. Questa volontà condivisa da parte degli insegnanti, in particolare in questo caso degli insegnanti del settore di educazione motoria, di segnalare la loro volontà di inserirsi su queste strade e di avvicinare davvero orizzonti per la promozione e l'orientamento degli studenti, di ogni studente, a dare il meglio di sé, ad avere fiducia nelle proprie possibilità. Tutto quello che veniva fatto, tutto quello che veniva proposto era incentrato sulle necessità, sui bisogni dell'alunno. Se è vero che si deve mettere l'alunno al centro dell'attenzione, i giochi della gioventù non mettevano l'alunno al centro dell'attenzione, mettevano il risultato. E quindi cominciava, e io ero tra quelli, cominciava una contestazione, naturalmente lieve all'inizio, un po' più forte dopo, per cambiare, per dare un percorso diverso ai giochi della gioventù. Questo era il momento forse più caldo del periodo, insomma. I giochi della gioventù erano organizzati con una fase di istituto, dopo la fase di istituto c'era la fase provinciale. Dopo la fase provinciale per alcuni sport si arrivava direttamente alla fase nazionale, per altri sport bisognava fare una fase o regionale o interregionale. C'è sempre stata un'attenzione da parte della scuola media di Fiume Veneto a questi giochi della gioventù, che non sono altro che delle iniziative, possiamo chiamarle anche manifestazioni di promozione sportiva, in cui i ragazzi che aderivano a questa iniziativa facevano delle competizioni su tutte le specialità sportive a cui la scuola aderiva. E facendo una valutazione abbastanza superficiale mi sembrava che avevamo una buona squadra, quindi abbiamo deciso di partecipare a tutte le specialità e quindi competere per quel che era la classifica a squadre. Va precisato che a Fiume Veneto non c'era la pista di atletica, ma non solo mancava la pista d'atletica, mancavano tutte le attrezzature.
una delle gare obbligatorie per partecipare alla classifica di squadre era la corsa a ostacoli, credo fossero gli 80 metri ostacoli. A scuola avevamo 3, 4, non credo ci fosse il quinto ostacolo. Ci siamo organizzati così e abbiamo preso un ragazzo che era Alessandro e che aveva buoni tempi un po' e buoni risultati un po' in tutte le varie specialità e l'abbiamo sostanzialmente costretto a fare l'ostacolista. Mi ricordo proprio di essere stato scelto perché doveva essere scelto uno e nessuno voleva fare gli ostacoli perché era una gara che mi ricordo adesso così che non piaceva, poi ho capito anche il perché nessuno lo voleva fare. Arriva a Pordenone che non ha mai fatto una gara a ostacoli, lui quindi la sua prima gara della sua vita la fa a Pordenone nella finale provinciale dei Giochi della Gioventù. All'inizio li saltavo praticamente in alto come se dovessi saltare proprio un ostacolo vero e proprio, ma senza tenere la velocità. Ed è una cosa che proprio ti devono insegnare ed è una cosa che una volta che ti hanno insegnato non la dimentichi più. Più fuori il ginocchio! Oh, bravo! C'erano 6 specialità, corsa veloce, corsa a ostacoli, getto del peso, salto in lungo, salto in alto e corsa di resistenza. Quindi sono 6 atleti. Da questi 6 se ne dovevano prendere 2 per fare la staffetta 4% e si potevano aggiungere altri 2 che non facevano questo tipo di specialità. Quindi la squadra era composta da 8 atleti, corsa veloce Piero Pasut, 80 ostacoli Alessandro Brusadin, getto del peso Stefano Dri, salto in alto Luca Zannese, salto in lunga Carlo Ferrari, corsa di resistenza Claudio Fochesato, poi i 2 staffettisti che corrono a Pordenone sono Adriano Mio e Mauro Zilli. Glauco si è presentato in classe e mi ha detto che voleva parlare con me. Io pensavo che fosse stata una cosa che avevo fatto perché non ero un ragazzo molto tranquillo alle medie, pensavo di aver combinato qualcosa nei spogliatoi. E insomma niente, è venuto in classe e mi ha chiesto che se ero disponibile a fare 2000 metri o lancio del peso, ma io mi ha detto meglio che fai 2000 metri. C'era Piero, che era la fisicità più importante che avevamo, poi c'era Luca, che era uno scapestrato, ma con grandi qualità fisiche. Uso il termine scapestrato con tutto l'affetto che si può usare in questo senso, no? E poi c'era Alessandro, l'ostacolista, che era fisicamente abile su tutte le cose, ma era anche una persona disponibile che si è prestato a fare questa esperienza. C'era Stefano Dri, un ragazzo un po' introverso che però aveva una grande forza, Claudio Fochesato, un gran corridore, un gran lavoratore, un ragazzo dal cuore d'oro da questo punto di vista. Adriano Mio era una scoperta forse mia perché nella prima parte lui fa solo lo staffettista, poi quando andiamo a Roma fa anche il salto in lungo. Mauro Zilli, che era più giovane di un anno, era un ragazzino dalle grandi doti di velocità, Manuele, che era anche lui un ragazzo che aveva delle buone doti fisiche in tutte le cose, ma che ha sempre fatto quello che si dice la riserva. Carlo Ferrari era un ragazzo che giocava a calcio, dalle buone doti fisiche, fa il salto in lungo a Pordenone, poi siccome va a giocare in una squadra giovanile di calcio importante, a Roma non viene. Alla finale provinciale noi io arrivo in maniera inconsapevole. A un certo punto, mentre c'è lo svolgimento delle gare, mi rendo conto che sta succedendo qualcosa, vale a dire che c'è Piero che vince gli 80 metri, c'è Stefano Dri che arriva secondo, c'è Luca che arriva credo terzo, cominciano a mettersi in piedi un sacco di risultati. Chi era più esperto di me, e cito Giovanni Dalcin, grande insegnante di educazione fisica di Sacile e anche grande esperto di atletica, a un certo punto mi fa: Glauco, guarda che siete in testa nei risultati di squadra, se fate bene la staffetta vincete. E tutti sostanzialmente in maniera non evidente ma alle spalle
sostenevano questa situazione perché volevano che il nostro gruppo contestatore fosse anche in grado di vincere dentro al sistema, dimostrando che non era un problema di abilità o di cose, ma era solo un problema di metodo. E Dappian era la collega, l'insegnante della classe femminile. Lei stava guidando le ragazze, ma a un certo punto lei si rende conto e mi viene a dire: Glauco, guarda che riusciamo a vincere con i maschi, insomma, in questo senso. E lei era una delle più scatenate da questo punto di vista durante le gare. Sta per arrivare l'ultimo e l'ultimo. Vai, vai, Piero, Piero, sono Piero, sono Piero, sono Piero, Sta di fatto che la staffetta la vinciamo e per 4-5 punti battiamo la scuola media di Torre, che generalmente il titolo provinciale se lo giocavano la scuola media di Torre e la scuola media di Sacile, perché erano scuole agganciate ad alcune società di atletica. Ciò non toglie che va riconosciuto in questo gruppo, in tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme, che dal punto di vista agonistico qualcosa avevano. Quando mettevano sulle scarpette la maglietta, insomma, viaggiavano, insomma, ecco. Non so, però non lo so spiegare. Glauco ha una grossa dote che riesce ad ottenere il miglior risultato dagli atleti che ha. Ero uno che ti dava la carica, però. Ci ha incoraggiato tantissimo e ci ha sostenuto tantissimo e secondo me ha saputo darci molto valore, ci ha valorizzato per quello che eravamo e è riuscito a tirar fuori da noi anche parecchio con questo suo modo di essere molto padre, allenatore, amico, ecco. So che chi vince con la squadra va a Roma, ma nel primo momento non elaboro. Quando poi la cosa diventa ufficiale, praticamente vado dalla mia referente, che era la professoressa Santarossa, e gli dico: Leda, cosa facciamo? Andiamo in gita a Roma o organizziamo una situazione per far fare un'esperienza forte a questi ragazzi? E naturalmente quando si parla con la Leda Santarossa è facile che si vada a fare cose forti, insomma. Quindi abbiamo deciso di proporre alle famiglie, cercando i vari sostegni con l'amministrazione comunale, con l'aiuto della società Libertas Fiume Veneto, di organizzare un'estate di preparazione all'evento, alla finale nazionale che si sarebbe tenuta in ottobre a Roma. Buongiorno. Grazie per averci ricevuto. Ho saputo di questa inaspettata vittoria dei ragazzi, ma cosa è successo? Un gruppo di nostri ragazzi, di nostri studenti della scuola media di Fiume Veneto poteva partecipare ai giochi della gioventù, alle finali dei giochi della gioventù e abbiamo anche scoperto che non erano tanto allenati, per cui abbiamo messo a disposizione un pulmino con l'autista per accompagnarli a fare la preparazione atletica nelle piste di Pordenone, del comune di Pordenone, che le hanno messe a disposizione. Lì per quasi 3 mesi abbiamo continuato ad accompagnare, questo pulmino ha accompagnato i ragazzi a fare la preparazione atletica. L'andata era a carico dell'amministrazione comunale, il rientro invece era a carico dei genitori. Ecco la collaborazione delle famiglie. I vari genitori si mettevano d'accordo e alle 7, alle 8, non ricordo quando finisse l'allenamento, andavano a prenderli. Ma quindi dov'è che vanno ad allenarsi? Questi allenamenti quanto tempo occuperanno? Quanti saranno? Dove saranno? I ragazzi li sta allenando, quindi li conosce bene. Andiamo da Roma con qualche possibilità. Dalla disponibilità di questi ragazzi che hanno vinto alla disponibilità della scuola ne nasce naturalmente una proposta a chi? All'amministrazione comunale, la prima, che in questo caso doveva essere interpellata, la quale accetta la sfida e si avvale anche della collaborazione delle associazioni sportive locali, in particolar modo della Libertas, che naturalmente seguiva tutte le attività sportive. Forse quello che più mi ha segnato sono stati i 3 mesi estivi a Pordenone, perché diciamo che sono stato veramente massacrato da un punto di vista disciplinare per imparare a saltare questi ostacoli. È una gara che veramente non basta saper correre, devi proprio imparare
La disciplina, non perdere velocità, e quando atterri, e quando attacchi l'ostacolo, e piede destro, piede sinistro. Cioè, io ho passato 3 mesi veramente di insegnamento puro. Beh, lavorare sulle tecniche per me era una cosa nuova e ho iniziato lo sport alle scuole, quindi questa bella esperienza che la scuola ti dà di poter fare l'approccio allo sport, però senza conoscerlo. E da lì, grazie anche a Glauco e a tutti quanti quelli che ci stavano vicino, e abbiamo imparato tantissimo sulle tecniche, su come si lavora, su come ci si allena, su come si gareggia. Il passaggio del testimone, un tubo di plastica o di alluminio lungo 30 cm, deve avvenire dentro un'area di cambio ben delimitata. Non può avvenire prima o dopo, altrimenti scatta la squalifica. Il segreto è rendere fluido il cambio senza perdere velocità. Chi arriva deve essere a bomba, chi parte già ben lanciato. Si dà una voce, hop, la mano si tende dietro la schiena, cambio, chiusura delle dita e via, senza pensarci più. E durante l'estate i 3 cambi li abbiamo provati centinaia di volte. Nell'ultimo cambio, tuttavia, un po' di rischio c'era. Chi passa allunga il braccio, quindi vai, prendi, gamba sinistra avanti, allunga il braccio, girati di schiena, girati di più di schiena con le gambe. Luca giungeva a fine corsa e Piero era il più veloce in ripresa. Perciò questo cambio doveva essere più perfetto degli altri 2. Luca, Mauro e Adriano erano più livellati come tempi, era più semplice calibrarli. Gli americani avevano buttato nella spazzatura medaglie su medaglie per non provare a dovere i cambi, benché fossero di gran lunga i migliori quasi in ogni appuntamento di rilievo. L'Unione Sovietica sapeva di dover effettuare i passaggi dei testimoni a orologeria, impeccabili alla paranoia, per avere qualche chance di prevalere nell'eterna guerra di sfide tra i 2 mondi. La staffetta è una questione di raccordi. Vittoria o sconfitta si giocano sulle giunture, snodo dopo snodo. Ecco perché, malgrado l'infinita passione per Carl Lewis e compagni, Luca e Piero, scherzando ma nemmeno poi troppo, hanno scelto di ispirarsi al cambio dei sovietici. L'hanno allenato tutte le volte che serviva. Al compirsi dell'estate, il loro cambio cadeva appena dentro la linea di fine settore, esatti come uno scambio ferroviario. Il loro personale tributo adolescenziale alla guerra fredda. A Roma siamo andati in treno con tutta la delegazione pordenonese. Sì, è stato un bel viaggio, emozionante. Prima volta che dormivo in un treno con la cosa, con le cuccette. È stato un lungo viaggio perché qui a volte i treni siamo partiti alla sera, siamo arrivati alla mattina, ma tanto tardi. Eravamo molto affiatati e abbiamo affrontato questa avventura con quella che io definisco una serietà gioco, nel senso abbiamo trovato un equilibrio tra il gioco, lo scherzo, la passione, il lavoro e quindi è stato un mix di emozioni durante e anche prima e dopo, diciamo, degli allenamenti e delle gare. Eravamo alloggiati all'hotel Ergife dove c'erano, credo, tra i 5 e i 6.000 ragazzi che partecipavano alle varie specialità. Abbiamo partecipato alla cerimonia inaugurale allo stadio Flaminio. Il ricordo più bello di quell'avventura, dove l'emozione era più pregnante, sicuramente la cerimonia di inaugurazione allo stadio Flaminio, dove c'era il buio, c'era grazie a Roma di Venditti, i fischi al ministro della pubblica istruzione e dove c'erano quegli accendini accesi che creavano coreografia. D'altronde negli anni '80 sono stati anche il decennio dei concerti, no? Dove si cominciava ad andare a vedere concerti tra giovani insieme. Noi ci affacciavamo un po' a quelle esperienze che insomma ci avevano visto ancora troppo piccoli prima, ma adesso piano piano è stato forse il primo impatto con una dimensione molto grande. E poi l'emozione di essere così tanti e di essere così insieme e di sentirci forse parte di una generazione, perché lì quei giochi della gioventù che oggi purtroppo non si fanno più, ma hanno avuto anche questa importanza, che ci hanno fatto sentire parte di una generazione. Le gare dell'atletica leggera si sono svolte nei primi 3 giorni, dall'1 al 3 di ottobre di quella settimana. Il ritmo del programma era serrato, per cui non abbiamo mai avuto a disposizione la pista per mettere a punto i cambi. Non c'era nemmeno un'area di riscaldamento. Uno ricorda che abbiamo sottratto un testimone durante la batteria di qualificazione, uno che forse abbiamo usato un pezzo di legno, uno
sostiene che abbiamo provato i cambi nel piazzale antistanti allo Stadio Olimpico. Uno non ricorda neanche quello. Se componiamo le tessere del mosaico con le schegge di memoria recuperate da ciascuno, è plausibile che sia accaduto seriamente. Quando ci siamo qualificati con la staffetta, siamo saliti sull'autobus che ci riportava tutti i ragazzi all'hotel e dietro c'erano 2 ragazzi di una staffetta che era qualificata, credo, anche loro, e stavano commentando il nostro tempo senza sapere che noi eravamo di fronte a loro, dicendo è impossibile che abbiano fatto questo tempo. E io sorridendo ho detto al mio amico lì, hai sentito cosa hanno detto? Ma non ci siamo fatti sentire o vedere, per così mantenendo ancora questa sorpresa per loro, che erano increduli di questo tempo che era più alto del 47-89, però già molto, molto performante rispetto alle altre staffette, insomma. La sera prima ho raggruppato i ragazzi dicendogli i 4 staffettisti vanno a dormire nella stessa camera in modo tale che abbiano dei tempi di riposo certi, e nel far questo ho cercato di fare un discorso motivazionale ricordandogli che eravamo davanti a un'occasione unica, irripetibile. Andavamo a cuor leggero, forse questa è stata la nostra arma vincente. Per noi era già un risultato essere arrivati a Roma. Per la scuola media statale Dante Alighieri di Fiume Veneto l'occasione era ghiotta. All'orizzonte si profilava un risultato storico, il primo posto in una competizione nazionale. Toccava a Glauco a quel punto. Anche la motivazione era mestiere suo. Poiché eravamo giunti fino a quel passo insieme, e ora insieme avremmo dovuto percorrere i 400 metri conclusivi. Fatto sta che quel discorso lo abbiamo battezzato il Pippotto. D'altronde eravamo tutti ragazzetti, poco propensi ai momenti celebrativi, allergici a troppa retorica della serietà. Ciò non toglie che le parole fossero di sicuro all'altezza del momento, anche se non le abbiamo ascoltate con le orecchie della ragione. Bastava che le ascoltassimo con i muscoli, i tendini, i nervi, le ossa, conducendole con noi al traguardo davanti a tutte le parole degli altri allenatori, come in fondo abbiamo fatto. Ci siamo per domani? Sì. Ok. Allora, domani il massimo impegno e abbiamo la possibilità di scrivere la storia. Possiamo fare qualcosa di importante. Siamo bene, siamo veramente bene. Nessuno pensava di vederci a questo punto, ok? E siamo a un passo da fare qualcosa veramente importante. L'atletica è come la vita, ok? Premia sempre il massimo dell'impegno, centimetro dopo centimetro. Lo andiamo a prendere questo risultato, sì o no? Sì! Dai, andiamo! Cercavo di incentivare la loro attenzione, non ricordo come, a un certo punto è saltato fuori il discorso del viaggio di ritorno, dove loro avevano stretto delle amicizie con le ragazze della ginnastica ritmica di Sacile, e io credo di aver detto, ho detto, se vincete la medaglia d'oro vi permetto poi di andare anche durante il viaggio di ritorno a trovare le ragazze nel loro scompartimento. E questo è stato, credo, una situazione motivazionale alta, perché i ragazzi se la ricordano ancora, insomma. Credo di aver barattato questa situazione. Io non lo ricordo molto bene, ma me l'hanno ricordato loro nelle chiacchiere che abbiamo fatto da adulti. Il colore della mattinata è un grigio uniforme, fradicio d'umidità. Noi 4 ci siamo, dentro le nostre tute giallo limone e blu pavone, lungo il perimetro esterno dello Stadio dei Marmi. Altro non ricordiamo, forse altro non c'è proprio. Fuorché la tensione e il vuoto nella pancia che fa parte del gioco. Se vuoi correre, quando manca poco alla partenza, hai sempre paura, altrimenti non corri. Anche a 14 anni, e questo lo sapevamo senza che nessuno ce lo avesse mai suggerito. Abbiamo il cuore nella trachea, il cuore di Adriano Di Più, quando lo starter esplode il colpo di pistola. Non c'è falsa partenza, a quel punto non si torna più indietro. Mauro, Luca, Piero lo hanno capito nel medesimo istante, Adriano qualche secondo prima, e fa il suo. L'aspetto più difficile del mio ruolo di primo staffettista è stato quello di fare una partenza ottimale, quindi
trovare sia la regolazione dei blocchi di partenza che avere il giusto tempo di partenza quando c'era lo start, che questo portava probabilmente un vantaggio a tutta la squadra. Al primo passaggio di testimone tutto in regola. Mauro comincia a battere le sue frequenze rapide. Siamo lì, tra i primi. Luca ha ancora la tuta addosso. Andrebbe insultato. Felpa! Luca! La felpa! La sfila in un battito di ciglia, la getta fuori pista in forma di palla. Il piede di Mauro calpesta il segno, Luca si muove. Il cambio sfila in un lampo, non ne resta memoria. Piero scruta il secondo cambio, fa 2 riflessioni logiche. Ha scelto di mettere un ciuffo d'erba visto che la pioggia sposta i pezzi di nastro adesivo. L'erba è al suo posto, la fissa, si prepara, è in posizione, tende la sua forza muscolare. Luca è già a ridosso del ciuffo d'erba, scomposto come sempre, le braccia a mulinello. Piero capisce che è davanti, che il margine basta. Capisce che il passaggio del testimone è l'ultima incognita da risolvere senza errori. E a un certo punto mi ricompare Luca da solo a metà rettilineo con 7-8 metri di vantaggio. Porca miseria, cosa è successo? Ho detto. Via, attendo Luca. Io e Luca avevamo dei cambi molto precisi, no? Noi li definivamo i cambi alla russa, perché quella volta i russi avevano dei cambi molto precisi. Cambiando in maniera impeccabile, sono riuscito ad arrivare all'arrivo in testa, forse perdendo qualche metro perché la mia corsa era una corsa di forza molto grezza, insomma non avevamo avuto la possibilità di migliorarci tecnicamente, anche perché non è semplice correre bene. Però quando sono arrivato all'arrivo lì tutto si è sciolto, tutto si è liberato, una cosa molto bella, perché avevo realizzato che con i miei compagni avevamo vinto il titolo italiano. Quando ho visto il cambio ho capito che stavamo vincendo. Il tempo finale si blocca a 47 secondi e 89 centesimi. Non abbiamo mai fatto meglio di così. A Roma abbiamo vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4%, il tempo 47 secondi e 89 centesimi, un tempo che a mio dire come minimo 12-15 anni è durato negli altri giochi della gioventù. In più abbiamo vinto la medaglia di bronzo nella somma di tutte le gare dell'atletica leggera, quindi siamo stati la terza scuola in Italia rispetto alla somma dei risultati di tutte le specialità dell'atletica leggera. Credo che nessuna scuola in Friuli abbia mai raggiunto un risultato del genere. Risultato eccellente. Questo ha dato lustro sicuramente al nostro comune e ringrazio. Ringrazio nuovamente tutti i ragazzi per quello che hanno fatto e per quello che hanno dato. Sì, il viaggio di rientro dovresti fartelo raccontare dai ragazzi, che è più particolare, perché
Logicamente la mia era stata una promessa falsa, in quanto l'insegnante responsabile delle ragazze del Sacile non li ha fatti entrare nel reparto, e quindi c'è stata un po' una ritorsione nei miei confronti, insomma, no? L'episodio più significativo di questa ritorsione nei confronti miei è che Luca a un certo punto si allaccia una delle scarpe con la medaglia d'oro, e quando scendiamo a Pordenone attesi dalla preside, dal sindaco, Luca scende, tutti hanno la medaglia al collo e lui invece ce l'ha sulla scarpa, insomma. E allora, come segno di protesta, ho messo la medaglia, come dire, non è che proprio non mi interessa perché a qualche centimetro da terra la tengo, ma tutto sommato non mi interessava vincere, mi interessava sempre essere in compagnia, essere parte di una generazione, di un gruppo, sentirmi una collettività, e quindi anche le medaglie possono stare tranquillamente in secondo piano. A distanza di 40 anni, diciamo che mi emoziona ancora, ma credo che ci emozioni ancora. Cosa porto? Questo bel ricordo porto, le amicizie che ho ancora con Piero, con i nostri che abbiamo vinto tutti insieme. Quando vivi certe esperienze, cioè vivi le esperienze che ti capita di fare, perché possono essere delle sorprese strepitose che non ti dimentichi più, come questa. Di essere grandi estimatori della vita, di avere fiducia nell'attraversarla, spendendosi con le risorse, con tutte le energie, le possibilità di cui si dispone, di cui si è avuto dono. Io sono orgoglioso di aver fatto questo con loro, e adesso sono, oltre che orgoglioso, sono contento adesso che sono adulti di poterlo condividere.